Allora, allentamento delle misure in arrivo, come abbiamo sentito, e nel weekend del 1° maggio in molti hanno scelto il mare. Siamo andati a Positano tra tradizione e turismo. Marcella Maresca. Quella lì è Praiano, questo è Monte Pertuso e poi più in alto c'è Nocelle. Vista dal mare, la forma è quella di una conchiglia appuntita, domina il blu. Pochi passi a terra e tutto cambia. Positano rapisce col suo caleidoscopio di colori e lingue. Ma questo è lei? I'm from Holland. South Korea. Il turismo, devo dire, sta andando molto bene e le prenotazioni sono ottime. Le presenze in queste settimane superano i livelli pre-pandemia. Un sollievo per chi vive di turismo. Limoni, tessuti, cuoio. Qui la semplicità è un brand. Sono appena 42 anni che faccio questo lavoro. Terza generazione. Vicoli e scale che sfidano geometrie e inventano prospettive hanno ispirato Escher e Picasso prima di diventare rifugio di artisti da tutto il mondo. Gli artisti scelgono Positano perché è una terra che regala profumi, odori, quindi si sentono anche più motivati a creare nuove opere. Questa è una vista che incanta le persone e le lascia senza parole. E già John Steinbeck disse che quando uno sta a Positano quasi non si rende conto della bellezza, ma se ne rende conto quando va via. Anche le città d'arte tra le mete preferite dei turisti. A Firenze la fioritura dei Glicini e Villa Bardini attira visitatori e concorsi sui social. Inviata Anna Milano.